Verona diventa crocevia mondiale del vino con la 52esima edizione del Vinitaly. Per 4 giorni, 4.380 espositori di 36 paesi diversi hanno incontrato un pubblico di compratori, tecnici ed appassionati del mondo di Bacco. In contemporanea a Vinitaly si sono svolti anche i saloni Sole Agri-Food, vetrina internazionale dell'agroalimentare di qualità, ed Enolitec, esposizione internazionale delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecnologie olivicole ed olearie. Presente all'inaugurazione la neopresidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha ricordato come a Vinitaly c'è l'Italia migliore, che lavora, che innova, che riesce a coniugare il lavoro nei campi con l'innovazione tecnologica e le nuove frontiere del commercio digitale. La Presidente del Senato Casellati ha rivolto anche un apprezzamento all'organizzazione fieristica veronese per la dimostrazione di reggere la competizione globale e per la capacità di trovare un contesto ideale e continuo fra il quartiere e la città, unica per l'inibitabile bellezza e il patrimonio artistico ed architettonico. Maurizio Danese, presidente di Verona Fiere, ha ribadito la dimensione sempre più internazionale del Vinitaly, gli accordi con la Fiera di Parma per l'organizzazione di iniziative congiunte di promozione nel campo del wine and food. Il presidente danese ha poi annunciato il debutto a settembre nello stato di Rio Grande do Sul della startup Wine South America. Luca Zaia, governatore del Veneto, ha annunciato l'ipotesi di candidatura UNESCO per la Valpolicella ed ha affermato quanto ci sia ancora molto da fare nel campo della comunicazione nel mondo del vino, parlando di Wine Pride, orgoglio del vino italiano, che deve essere il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Il governatore Zaia ha poi rivolto un plauso ai tanti ragazzi che hanno lavorato giorno e notte per rendere indimenticabile Vinitaly, che è la fiera più grande e più bella del settore. Infine Zaia ha ricordato come le sfide per aggredire i mercati oggi suggeriscono a parlare di certificazione del prodotto, di certificazione ambientale, di ridurre l'inquinamento, perché il consumatore sarà sempre più attento a cosa va a consumare. Allora, il settore è un settore importante, l'Italia esporta 5 miliardi e 9, 6 miliardi e il Veneto rappresenta 2 miliardi di questi 6 miliardi. Cresce bene l'export a livello internazionale e ne è una riprova che su 4.300 espositori del Vinitaly sappiamo che questi espositori vengono da 33 paesi diversi, quindi anche qui crescono di molto, quasi il 40% dei visitatori sono stranieri, questo ci fa ben sperare anche per il futuro.